Bene, diciamo che possiamo cominciare. Benvenuti agli studenti presenti qui con il formatore Massimiliano, scusa, che rappresentano il settore elettrico qui di Padova, e benvenuti anche a coloro che sono collegati presso le sedi. Giusto per darvi qualche dato in quanti siamo 14 sedi, quasi 500 ragazzi, quindi 497 per l'esattezza, e anche un numero importante di colleghi, superiamo la trentina, che si occupano sia di attività formativa in aula, tecnici, ma anche colleghi formatori che si occupano della manutenzione dei laboratori. Oggi abbiamo un compito un po' importante. Guardo le persone che sono qui a fianco a me, ne abbiamo due dei relatori in presenza che poi si presenteranno meglio. Io li presento brevemente. Uno è Alberto Romanzi, che è Innovation Manager Analyst, anzi della fondazione FOF, cioè la Foundation Open Factory, che è la fondazione assieme alle altre che ha sostenuto questo progetto. Si presenterà sicuramente meglio lui dopo. E anche Marco Ghirardelli, che è Senior Advisor, che è qui presente, eccolo qua, se volete anche salutarli tutti e due, va bene, e che è un Project Manager di Unismart e Senior Advisor. Cioè, in sostanza abbiamo degli esperti qui presenti, ma anche collegati online, perché online avremo il founder, Giusto Raffaele, e amministratore delegato, CEO, dei Smart. Ciao Raffaele, benvenuto, che rappresenta l'azienda con la quale abbiamo sviluppato poi tecnicamente queste soluzioni per il monitoraggio sia dei consumi che della qualità ambientale. In più abbiamo la presenza di due colleghi che in ENAIP hanno come dire, accompagnato tecnicamente, e sono Maurizio Morato, che è qui in piedi a fianco a me, e Luca, che è responsabile tra l'altro di tutta la parte degli acquisti dell'ufficio nostro. Li conosciamo, li conoscete meglio anche i colleghi che si occupano, Luca Canton, credo quotidianamente che con Maurizio li sentiate, sia per gli acquisti ma anche e soprattutto per lo sviluppo di questo tipo di progetti. I settori collegati sono vari, in particolare abbiamo il settore elettrico, il settore meccanico, tutta l'area della meccatronica, ma sono presenti anche colleghi che si occupano dal benessere alla ristorazione, perché il tema che trattiamo oggi è molto importante, dicevo prima, ai ragazzi qui presenti. In sostanza, i comportamenti da adottare rispetto ai consumi. È un momento questo molto delicato per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici, ma anche un momento e un motivo per assumere comportamenti positivi, virtuosi, per risparmiare, ma non è solo questo, ma anche per capire che di pianeta ne abbiamo solo uno, e quindi c'è tutto il tema della sostenibilità. Ecco, io non anticipo nulla, ma vi chiedo a tutti, anche coloro che sono collegati con noi, di prestare la massima attenzione, perché interagiremo con voi. Quindi avrete modo di esprimervi in due modalità, e alla fine ci sarà pure un premio, ma qui non spoilerò nulla, lascio poi a loro. Si collegherà con noi anche Gabriel Andrei, che rappresenta in sostanza sempre la fondazione Open Factory, e Andrei è un project manager junior che proprio ci darà dei dati che saranno poi elaborati sulla base di quello che direte anche voi. Quindi da casa, o meglio sembra di essere in TV, ma non è così. Quindi dai centri, così come i ragazzi qui presenti, vi faremo interagire. Quindi vi chiedo, so che come dire, non rispetto una regola aurea che è da noi, eventualmente di tenere il telefonino a portata di mano, ma solo per i 10 minuti che vi chiederemo di interagire, anzi 5 per l'esattezza. Quindi chiedo ai colleghi ecco, di avvisare i ragazzi presenti in aula, perché dovranno utilizzarlo proprio alcuni minuti. La parola a voi, lascio proprio come
come dire, l'incipit ad Alberto Romanzi, che in questi mesi ha con noi lavorato proprio per lo sviluppo di questo progetto. Quindi, grazie Sandro, va bene, sai già tutto. Per quanto riguarda il setting, buona presentazione. Grazie. Ciao a tutti, buongiorno. Sandro, grazie mille e grazie ad Enaip dell'invito e dell'ospitalità per oggi. E quando vogliamo possiamo andare con le slide. Allora, due parole su di me. Io sono Alberto Romanzi, Innovation Analyst in Elis Innovation Hub. Ci presentiamo un attimo. Noi come Elis Innovation Hub siamo nati negli anni 60, nel dopoguerra a Roma, come cooperativa di formazione, cooperativa sociale di formazione e di educazione, con l'obiettivo quindi di andare a praticamente ridurre questo gap di competenze, questo gap sociale e tecnologico in un'Italia, diciamo, appena sconvolta dalla guerra. Come l'abbiamo fatto? Lo facciamo con dei programmi di innovazione, di innovazione collaborativa che attraverso il sostentamento di fondazioni piuttosto che di aziende vanno a realizzare dei progetti che hanno impatto sociale e territoriale sui territori piuttosto che su tutto il sistema nazionale. Prima ancora di andare a parlare di noi, vi faccio vedere un breve video così, di quello che facciamo, così diciamo, vi fate un'idea migliore. Poi dirò altre due parole prima di passare la parola ai miei colleghi e a Marco. Ringrazio e saluto anche Gabriel, mio collaboratore project manager sul progetto, che è collegato, poi si presenterà, e intanto vi faccio vedere il video. Allora, due parole su di noi. Voi scommetto che l'avrete visto meglio degli altri, che magari andava un po' a scatti, poi ve lo condividiamo comunque, così ve lo andate a vedere. E arriviamo noi al nostro programma di innovazione collaborativa. Foundation Open Factory nasce nel 2020 su iniziativa delle fondazioni bancarie del Triveneto, che hanno visto in Elis un partner strategico per sviluppare, diciamo, progetti di innovazione sul territorio. Cosa facciamo operativamente? Facciamo da link, da collegamento tra le aziende del territorio, che siano PMI, enti non profit, distretti, filiere industriali, con un ecosistema di startup a livello nazionale che praticamente abbiamo raccolto negli anni attraverso delle call for solution e delle call for startup. Operativamente poi cosa creiamo? Creiamo dei progetti di innovazione di impatto sociale e territoriale con degli enti. Uno di questi progetti è proprio quello che stiamo sviluppando con Enel quest'anno e con la startup Smart Domotica, che purtroppo ringrazio Raffaele, purtroppo non è potuto venire in presenza per un impegno, ma è collegato e poi si presenterà. Non vado oltre, troverete poi tutte le informazioni anche su di noi, avremo modo di ripresentarci. Il nostro ruolo all'interno del progetto, oltre di consulenza, è anche di gestione proprio della progettualità e di gestione delle informazioni, di collegamento proprio tra l'ente e la startup che va a sviluppare il progetto. Essendo un progetto molto importante, come tutti, diciamo, quelli che andiamo a sviluppare, e abbiamo voluto anche coinvolgere non solo l'ente ma anche voi ragazzi all'interno del progetto. Poi vedrete cosa abbiamo preparato per voi. Intanto vi ringrazio tutti di essere qui, ringrazio ovviamente anche tutta la direzione Enaip per l'invito e intanto passo la parola a Marco.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io intervengo in rappresentanza della Fondazione Cariparo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che però appunto è solo una delle 3 fondazioni del Triveneto che ha voluto questa progettualità. Appunto Foundation Open Factory è stata presentata, quindi non dirò molto di più, se non che si inserisce nella mission delle fondazioni di origine bancaria, appunto, che oltre a garantire, come dire, delle risorse al territorio per lo sviluppo di progetti solidaristici, innovativi, da parte di enti locali e di enti del terzo settore, ha anche come focus da qualche anno a questa parte lo sviluppo economico, lo sviluppo più generale, insomma, del territorio. In questo senso Foundation Open Factory è un progetto innovativo che appunto non aspetta dal territorio la richiesta di risorse, ma in qualche modo vede le fondazioni di origine bancarie come promotori di innovazione sociale. Allora spendo proprio 2 parole sulle fondazioni di origine bancaria, perché spesso vengono confuse con le banche, soprattutto i ragazzi non sanno nemmeno che esistono, anche perché questo nome, fondazioni di origine bancaria, spesso viene abbreviato, diventa fondazioni bancarie uguale banche. Vabbè, più o meno sappiamo cos'è. No, non c'entra quasi nulla, perché in realtà di comune con le banche queste fondazioni hanno l'origine, appunto, l'origine bancaria. Cioè una volta le banche pubbliche, le casse di risparmio, avevano questa doppia funzione, quella di raccogliere denaro e prestarlo a chi ne avesse bisogno, a partire dagli imprenditori, e in questo senso hanno favorito lo sviluppo del nostro nord-est, ma dall'altra parte, in quanto enti pubblici, avevano anche una finalità appunto di sostegno a titolo di liberalità di enti non lucrativi, tipicamente associazioni, altre fondazioni e enti pubblici. Con la privatizzazione delle banche, che sono diventate delle aziende commerciali a tutti gli effetti, ecco che una parte di questi patrimoni sono stati collocati all'interno di fondazioni istituite da una legge molti anni fa. Quindi le fondazioni di origine bancaria non sono altro che enti del privato sociale che erogano risorse a soggetti non lucrativi, pubbliche amministrazioni, associazioni e in generale il terzo settore, proprio per lo sviluppo di progettualità diciamo di tipo benefico, di ricerca scientifica, restauri di opere d'arte e appunto innovazione sociale. L'innovazione sociale è qualcosa di più recente e di più recente acquisizione dal punto di vista della mission delle fondazioni. Comunque appunto le nostre fondazioni sono in grado di erogare sui territori importanti risorse, si parla di decine di milioni di euro all'anno, che aiutano tante realtà appunto non lucrative del no profit e anche tanti enti pubblici a perseguire meglio le loro finalità. Ecco, questo anche perché ne approfitto dell'opportunità di parlare a tanti giovani per dire che questi enti sono da conoscere, perché anche per il futuro sviluppo dei vostri progetti possono essere e sono assolutamente dei soggetti che possono mettere a disposizione competenze e naturalmente risorse. Ecco. Concludo dicendo che sono particolarmente contento di questa iniziativa che si inserisce nel progetto Foundation Open Factory, perché oltre ad avere una valenza appunto di sviluppo di sinergie appunto tra start-up e imprese, in questo caso imprese sociali come l'ENAIP, ha anche una valenza di tipo culturale, no? Il tema della sostenibilità è un tema finalmente entrato nell'agenda pubblica a tutti i livelli, quando fino a pochi anni fa era sicuramente molto sottovalutato. Quindi il fatto che ENAIP oggi sia impegnato in questo tipo di azione, sia da un punto di vista pratico operativo, sia da un punto di vista della cultura e della sensibilizzazione dei giovani, che peraltro sappiamo essere molto attenti a questi temi che riguardano il loro futuro e il loro presente, penso sia molto bello. Peraltro io ho un po' la doppia giacca, perché oltre a essere consigliere di amministrazione della Fondazione Cariparo e quindi portarvi il saluto del presidente Muraro in questa sede, sono anche da parecchi anni consigliere di amministrazione di ENAIP e quindi, come dire, mi sento particolarmente a casa e auguro così a tutti un buon lavoro e un buon proseguimento di questa bella iniziativa. Grazie.
Ti ringrazio Marco, perché lo stavo facendo io, appunto contestualizzando anche la tua presenza qui da noi. Ecco, ha detto una cosa importante l'avvocato Ferrero, nel senso che la Fondazione Cassa di Risparmio da sempre sostiene le nostre attività, anche qui a Padova, ma anche negli altri centri di formazione, non da ultimo un intervento importante che si sta realizzando, non vorrei dare le spalle a chi è nei laboratori, che si sta realizzando in questo momento a Rovigo. Nei prossimi 2 anni avremo una sede nuova di Zecca. Qui a Padova, per esempio, nei laboratori trovate molte delle attrezzature che hanno avuto come oggetto un sostegno economico, e noi non facciamo, proprio per l'acquisizione e la gestione dei nuovi laboratori, noi non facciamo altro che ringraziare la Fondazione e te in quanto rappresentante oggi. Continuiamo, se rimani con noi online puoi partecipare anche tu al questionario che faremo con i ragazzi, naturalmente in forma anonima e eventualmente non spoilerò ancora nulla perché ci sarà pure un premio. Grazie Marco e continuiamo con la presentazione. Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene? Condividiamo la presentazione. Esatto, sì. Io sono Marco Ghiraldelli, Sandro mi ha anticipato, insomma, mi sposto più vicino al microfono perché forse non ci sentite da remoto, giusto? Mi sente meglio? Continuiamo così. Mi ha presentato prima Sandro. Io qui ho un arduo compito perché sono la persona che dovrà parlare per più tempo ininterrottamente, perché devo parlare oltre 20 minuti e cercare troppa attenzione. Lo so, si sente meglio il fischio da casa che probabilmente io che parlo qui in presenza. Quindi è un arduo compito, ma ci proviamo sostanzialmente. Come vedete dietro, ecco, questa è la presentazione. Io sono Marco Ghiraldelli, project manager di Unismart. Unismart è una fondazione dell'Università di Padova e in questo specifico contesto sono senior advisor del progetto, quindi offro una sorta di consulenza soprattutto in ambito comunicazione, perché la parte tecnica è coperta molto bene sia dai colleghi di ENAIP che da Raffaele, che è appunto l'amministratore delegato della startup Smart Domotics. Quindi nello specifico vi spiego un attimo cosa fa Unismart. Unismart, a me piace usare questa immagine qui, che è l'erma bifronte. Come vedete sono 2 facce che guardano in 2 direzioni diverse, quindi non si vedono. Spesso l'università ha questo problema qui, nel senso che fa fatica a impattare sul territorio, sull'economia e sulle aziende, perché c'è spesso un problema di linguaggio tra mercato e ricerca universitaria. Cosa è successo? Quindi nel 2017 l'università ha deciso di dotarsi di uno strumento, all'epoca eravamo un SRL, oggi siamo una fondazione con più di 30 persone, che aveva proprio questo compito di facilitare l'interazione tra accademia e mercato. Cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se un'azienda vuole innovare un prodotto, un processo, non ha le competenze interne, tramite quello che va molto di moda adesso è il paradigma dell'open innovation, sfrutta le competenze dell'università, quindi professori, ricercatori universitari che per anni, anche decenni, studiano un determinato argomento e lo mettono al servizio delle aziende. Questo, se volete, anche in ottica di garantire la competitività di aziende del territorio rispetto a un panorama internazionale. Quello è il nostro payoff. Come vi dicevo, parliamo di scienza e di scienziati e di business con le aziende e quindi facilitiamo appunto questa interazione. Vediamo se riesco ad andare avanti con... Sì, ok. Ok, allora in realtà per tenere viva la vostra attenzione, grazie a Enel, perché tra l'altro ringrazio perché il progetto nasce proprio sul loro progetto. E come vedete gli è rappresentato un tablet. Il tablet perché? Perché il tablet è un premio che viene messo, cioè un tablet della Lenovo, che viene messo a disposizione per un contest che verrà lanciato alla fine di questa presentazione. Quindi vedo già che magari c'è un po' più di attenzione di prima. E l'obiettivo, quindi, quello che voglio dirvi è che per massimizzare l'opportunità di vincere questo tablet dovete cercare di rimanere attenti più durante la presentazione, perché verranno dette delle cose importanti. Ci sia gratis, dico a Daniele che ha scritto, non ci sono costi da sostenere. Vi consiglio di stare attenti durante tutta la presentazione in modo tale che abbiate tutte le informazioni per
potere di garantire la vittoria di questo tablet, perché il tablet è uno e voi siete in tanti sostanzialmente. Colgo l'occasione per chiedere di scansionare con il cellulare questo QR code, potete tirarlo fuori se abbiamo l'ok da parte dei docenti. Okay. E lì sostanzialmente avete il compito di rispondere a una serie di domande molto semplici. Il questionario, se non sbaglio, è anonimo, giusto Alberto? Sì. Quindi rispondete senza troppe... Anche da casa, sì, sì, anche da casa, anche da remoto. Da remoto. Dovete sparare il QR code, perfetto, mi dicono che funziona, e non avete pochi minuti, avete diciamo fino alla fine della presentazione, quindi adesso non so quanto manchi, una quarantina, una cinquantina di minuti per rispondere alle domande, quindi potete anche aspettare. Intanto però, perché poi il QR code non c'è più, quindi scannerizzatelo adesso. Bene, io sono stato... Siete riusciti? No, aspetta che torno indietro. Siete riusciti? O se no, magari mettete il link. Sì, abbiamo mandato il link. Avete mandato il link? Sì, sì. Okay. Ottimo. Adesso il cellulare l'avete tirato fuori solo per questa cosa qua, adesso non andate sui social da altre parti. E io adesso vi vorrei raccontare, vi vorrei dare un po' di contesto generale, sostanzialmente, senza scendere nel tecnico, perché il tecnico poi verrà affrontato da sia i colleghi di ENAIP che da Raffaele, che anche lui è da remoto. Voglio iniziare con una citazione. Questa è una citazione che viene accreditata a un capo nigeriano nei primi del Novecento. Questa persona, che era tenuta in grande stima all'interno del proprio popolo, tribù, ha detto questo: la terra appartiene ad una comunità delle quali molti sono i membri morti, pochi sono i vivi e infiniti quelli che devono ancora nascere. Allora, quando si parla di sostenibilità e di quello che le persone vive possono fare adesso, lo si fa pensando anche alle infinite persone che volevano, che vivranno sostanzialmente in futuro, perché tutto quello che facciamo ha un impatto sostanzialmente, sia adesso, ma soprattutto nel lungo periodo. E adesso vi spiegherò dove siamo purtroppo e cosa possiamo fare forse per migliorare questa situazione. Perché è importante il contesto? Come dicono gli inglesi, context matters, perché se io non riesco a vedere il problema o l'opportunità da un punto di vista ampio, me la perdo sostanzialmente, non riesco a vederne i contorni nitidi, come in questa immagine qui, dove le persone guardano tramite dei quadrati un pezzo dell'elefante, ma forse quello con le zanne capisce con l'elefante e gli altri forse fanno molta fatica a capire che cosa hanno di fronte. Quello che vorrei fare, l'obiettivo è cercare di darvi un contesto generale per poi scendere in dettaglio con il progetto che verrà raccontato dai colleghi. Questa è un'immagine che ci dice sostanzialmente nell'agosto 2022 qual è lo scostamento della temperatura rispetto a una temperatura media nel mondo. Allora, in un contesto ideale questa immagine dovrebbe essere tendenzialmente tendente al bianco, ma come vedete ci sono tantissimi punti che hanno questi due colori qua, il rosso quindi molto, molto vivo e medio vivo sostanzialmente, quindi si sono registrati sia dei record di temperatura, ma di media comunque è molto più caldo rispetto a temperature medie registrate rispetto a uno storico di anni passati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo sta cambiando, lo sentite riguardando questi telegiornali, non sono io che devo spiegarvelo sostanzialmente, che si va verso un aumento delle temperature e sì, gli scenari sono abbastanza apocalittici. Adesso vediamo anche questi. Ma di chi è la colpa di questo sconvolgimento? La colpa, ce lo dicono i ricercatori, è l'influenza umana, perché se voi vedete, questo è un grafico che a partire dal 1900 fino al 2000 ci racconta qual è l'influenza dell'uomo sull'anomalia delle temperature. Come vedete, in blu c'è la non influenza umana, che sostanzialmente non ha un grande impatto, ma l'influenza umana è effettivamente molto importante, quindi in realtà la colpa è dell'uomo. Ma perché la colpa dell'uomo? Perché, anzi, scusate, scenario apocalittico, questo forse vi dà un po' l'idea. Questa è un'infografica che ci dice in quanti anni servono, per lo stato attuale, per mandare sott'acqua Venezia. Venezia sarà la prima ad andare sott'acqua, come vedete, si legge dal basso verso l'alto, basta poco meno di 2 metri e si dice
studiosi confermano che nel giro di 100 anni probabilmente Venezia non ci sarà più, a causa appunto dell'aumento della temperatura, scioglimento dei ghiacciai, aumento dei livelli del mare, eccetera, eccetera. Questo vuol dire, i miei figli probabilmente non lo vedranno, ma i vostri figli probabilmente non vedranno Venezia, se noi vogliamo fare questo. Quindi impatta questa cosa, e impatta anche nel breve periodo, non stiamo parlando di cose che accadranno fra 500 anni, ma sono cose che, insomma, in un secolo potrebbero accadere. Perché c'è stata questo incredibile cambiamento climatico? Perché? Perché, come vedete da questo grafico, io vi do un po' di grafici, poi tanto per darvi un dato statistico su cui ragionare. Come vedete, questa è la crescita demografica della Terra. Allora, per un casino di anni non è successo nulla, cioè per millenni l'uomo era praticamente inesistente sulla Terra, come vedete. Fino a che l'uso dei combustibili fossili, e da qui si parla appunto, è centrale il tema dell'energia per questo, perché l'utilizzo dell'energia, quindi non dell'energia dell'uomo, del fuoco e del vento, che caratterizzava le epoche con una crescita demografica abbastanza piatta, ma quello dell'uso dei combustibili fossili ha portato a una funzione esponenziale, a una crescita esponenziale demografica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che pochi giorni fa siamo diventati 8 miliardi sulla Terra, e nel 2050 saremo 10 miliardi, quindi vuol dire che in 30 anni avremo 2 miliardi in più di persone, che è un numero sconcertante. Ecco, quello che faccio fatica quando mi trovo a raccontare queste cose qui è farvi capire l'impatto che ha un qualcosa, quindi un qualcosa che accade, che è governato da una funzione esponenziale. Vi faccio un esempio, perché noi vediamo questo grafico e dici si crescono, però come mai la temperatura è aumentata così tanto? Come mai l'impatto è stato così forte? Perché? Perché la funzione esponenziale, tipicamente la mente umana non è capace di coglierla, perché è abituata a funzioni lineari, quindi con una crescita non così verticale. E come esempio io utilizzo quella del foglio di carta. Se io vi faccio una domanda e vi chiedo quante volte bisogna piegare un foglio di carta normale, un foglio di carta come quello che avevamo. 7 volte? No, sì, 7 volte massimo. Ma quante volte devo piegarlo per scoprire la distanza tra la Terra e la Luna? Che sono, se volete ve lo dico, 400.000 chilometri. Bravissimo. Bravo. Sono 40 volte. Ma di solito, se lo chiedo a qualcuno che magari non l'ha letto, pensa a numeri molto più grandi. Questa è la crescita esponenziale. Basta piegare un foglio 40 volte per coprire la distanza tra Terra e Luna. Ed è questo quello che sta succedendo. Quindi sono forze molto potenti che sostanzialmente facciamo anche noi fatica a comprendere. Ma magari tornando invece al panorama nazionale, come si riesco ad andare avanti? Esatto. Io vi ho rappresentato due immagini, il cowboy e l'astronauta. Voi mi direte da cosa sono collegate queste due immagini. Il collegamento ce lo dà questa persona qui, questo economista inglese, che già sostanzialmente ai primi del Novecento, in realtà a metà del Novecento, 1966 è uscito il suo libro, spiega come per garantire una crescita sostenibile bisogna passare da un'economia del Far West, quindi quella in cui il cowboy viaggia tra le lande desolate a caccia di oro, costruisce, porta ferrovie, eccetera, a quella di un'economia dell'astronauta, dove tutta l'umanità è in una navicella spaziale, in un contesto, come dice lui, in un sistema ecologico ciclico, dove sia l'utilizzo di energia che faccio, sia i rifiuti che produco sono un mio problema, non posso nasconderli da nessuna parte, ma essendo una navicella che viaggia nello spazio, sono tutti i problemi che io ho adesso sostanzialmente. E noi dobbiamo sforzarci su questa tipologia di immaginare questo tipo di economia, e solo in questa maniera forse potremmo avere un impatto positivo sull'ecosistema. Scendendo invece nel panorama italiano, che secondo me è sempre interessante per darvi un po' il polso della situazione, in realtà a causa degli aumenti appunto dei costi di energia, probabilmente il tema del prezzo è un tema che è diventato molto attuale e che probabilmente conoscete già. Però vi faccio vedere questi due grafici a torta. Allora, nel 1990 al 2020, come vedete, l'Italia è cosa nel senso che ha aumentato il numero di fonti. Perché da un po' non si può disattivare di default a tutti l'audio. È cresciuta per quanto riguarda le fonti rinnovabili sostanzialmente, quindi questa è una cosa positiva. Però se io questo grafico voglio farvelo leggere in un'altra maniera,
perché come vedete il 31% del mix energetico italiano è petrolio e il 41% è il gas naturale. Quindi se voi avete 10 lampadine a casa, che siano LED o di qualsiasi altro tipo, in realtà vuol dire che su 10 lampadine 3 le sto accendendo bruciando petrolio e 4 le sto accendendo bruciando gas. Quindi quando ricaricate il cellulare o il monopattino elettrico o qualsiasi cosa abbiate, dovete pensare che ha un impatto sostanzialmente, cioè l'elettricità non è gratis, ma questo l'abbiamo capito, ma non è neanche infinita e viene da fonti di carburante fossile. E questo sostanzialmente è il dettaglio che volevo darvi per farvi capire che qualsiasi azione facciamo, anche se sembra green, come girare il monopattino elettrico, in realtà non è green. Ma questo è un dato che può essere interessante, ma interessante perché prima parlavamo dell'impatto della curva demografica sul consumo energetico, l'impatto ambientale. In realtà il fatto che in Italia ci sia una crisi demografica, forse qualche mese fa, non so se avete letto l'articolo, il numero di pensionati ha equiparato il numero di occupati, che è un dato abbastanza drammatico, e in realtà questo non ci aiuta, quindi anche volendo trovare un risvolto positivo al calo demografico, come vedete la famiglia di 2 persone più o meno consuma come una famiglia di 4 persone. Quindi neanche questo dato ci viene in aiuto. Ma in casa noi cosa consumiamo prevalentemente? Prevalentemente l'impatto maggiore sul consumo energetico è la climatizzazione, quindi che sia invernale o estiva. Poi c'è un'importante quota parte di illuminazione e apparecchi elettrici, acqua calda sanitaria e uso cucina. Questo grafico perché è importante? È importante perché dovrebbe dirvi quali sono gli interventi o i comportamenti da tenere per diminuire i consumi energetici. Ma cosa ci ha insegnato anche? Nel senso, io adesso vi sto dicendo, sì, efficientiamo, risparmiamo energia, perché? Perché consumare tanta energia crea rifiuti, produce dei danni all'ecosistema e può portare all'innalzamento dei mari. Sì, è vero, però c'è anche un tema prettamente egoistico che è quello del risparmio economico, perché voi avete visto che nell'ultimo periodo, questi sono i grafici che spiegano qual è stato l'aumento dei costi energetici. In realtà tanti degli approcci virtuosi che hanno avuto i vostri genitori o voi stessi nascono anche da un tornaconto personale. Quindi perché bisogna risparmiare energia? Sicuramente per l'impatto ambientale, ma anche per un discorso economico. Voi dovete sempre sapere che la sostenibilità è un tema molto complesso e perché un individuo abbia un comportamento sostenibile spesso deve essere correlato a una sostenibilità economica, perché chi è che mi fa fare una cosa più costosa se l'impatto, tra l'altro l'impatto che vedrò forse neanche io, non è un problema. Quindi bisognerebbe cercare di spostare la sostenibilità anche in una sostenibilità economica, in modo tale che tutti abbiamo questo, se volete, driver che ci porta a essere più virtuosi e sostenibili. Parliamo dell'energia nascosta. Voi quando pensiamo ai consumi di energia, pensiamo all'auto, la lavatrice, lo scaldabagno elettrico, piuttosto che, insomma, cose di questo tipo. In realtà non è così, perché c'è questo dato che è abbastanza sconcertante, che parla dei social media. Le 5 più grandi aziende operanti nell'ambito dei social media all'anno consumano una quantità di energia pari a quella del Portogallo e superiore a quella della Grecia. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà quando io uso il cellulare o sono sui social, non è che sto consumando la batteria che ricarico, non è solo quello, ma per andare in cloud, navigare online, guardare Instagram, eccetera, c'è un consumo di energia. Quindi non immaginiamoci che l'energia sia qualcosa di cioè l'energia è nascosta, ma è ovunque sostanzialmente. Quindi vorrei farvi porre l'attenzione su questa cosa qui. Un esempio positivo è l'ora legale che per fatalità abbiamo cambiato qualche giorno fa. Il passaggio all'ora legale, quindi il fatto di aver spostato, diciamo, e aver aggiunto un'ora di sole alla sera ha permesso cosa? Ha permesso un risparmio di 410 milioni di kilowattora. Questo è un dato di Terna e questo è un dato italiano. Per voi che magari è più utile come valore, vi do un risparmio in termini economici. Ha permesso un risparmio di 220 milioni di euro. Cosa vuol dire? Che quindi anche questo semplice accorgimento ha contribuito in maniera forte a un risparmio economico, ma anche ha risparmiato 200.000 tonnellate di CO2. Questo per dirvi che i comportamenti sono molto importanti e per capirli e capire come comportarsi è molto importante partire dai concetti. Qui ci sono 2 concetti, risparmio energetico ed efficienza energetica. Sono lo stesso concetto?
quando si fanno questo tipo di domande, di solito la risposta è no, e quindi voi probabilmente mi direte no. Però adesso andiamo a vedere qual è la differenza, perché c'è una differenza sostanziale. L'efficienza energetica vuol dire adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia. Qui vi ho fatto degli esempi che vi possono chiarire un po'. Quindi la sostituzione di lampadine alogeno a incandescenza con lampadine a LED, una pompa di calore piuttosto che una caldaia con distinzione rispetto a una caldaia vecchia, l'auto elettrica, come sapete il motore elettrico ha un'efficienza maggiore del motore termico, però anche qua non è che se uso l'auto elettrica sono sostenibile, perché se vi ricordate il mix energetico italiano vuol dire che io per ricaricare quella macchina il 30% è petrolio, il 40% è gas sostanzialmente nelle colonnine, però almeno è più efficiente, quindi se volete consumo meno energia per fargli fare lo stesso numero di chilometri. Come anche, qui il cappotto, ovviamente se io rivesto l'involucro edilizio con un cappotto sono in grado di garantire un maggior comfort abitativo utilizzando meno energia perché ho meno dissipazione. Però c'è un problema, perché c'è sempre un però. Quando i problemi sono importanti e complessi, sono spesso pieni di contraddizioni. Mi piace citare questo filosofo, perché in realtà l'efficienza sì, sembra molto facile, è tutto bella, ma in realtà alcuni studiosi hanno dimostrato che c'è un paradosso dell'efficienza, nel senso che se voi leggete la riga in blu e approcciamo le leggi della termodinamica all'economia, non intesa come macchina, quindi non è che è efficiente una macchina e quindi se devo fare 1000 chilometri la macchina è più efficiente e consuma meno energia, ma l'economia in realtà è un organismo vivente, quindi più energia risparmio, più in realtà non è che la risparmio, ma la utilizzo per cosa? Per espandermi, quindi utilizzerò ancora più energia. È lo stesso motivo per cui durante la rivoluzione industriale, vi ho fatto vedere, c'è stato il picco demografico. Perché? Perché io ho sostituito le torce con delle luci, petrolio, ma sostanzialmente mi hanno consentito di tenere aperto più tempo le fabbriche e quindi consumare ancora più energia. È stata un'efficienza, sì, ma non ha portato un risparmio energetico. Quindi cosa si fa? Una delle soluzioni è sicuramente risparmiare energia. Cosa vuol dire risparmiare energia? Adottare strategie per consumare meno energia. Spegnere le luci quando non servono, quindi se c'è la luce fuori, in questo caso, però magari se le spegniamo non si vede, bisognerebbe spegnerle, usare un termostato a temperature confortevoli non esagerate e magari usare dei cicli, possono essere quelli di lavaggio in casa vostra piuttosto che ecologici. Risparmio energetico ed efficienza energetica sono probabilmente gli ingredienti di questa ricetta che dovrebbe portarci a avere un impatto positivo. Perché? Perché insieme il risparmio energetico e l'efficienza energetica possono contribuire a garantire una gestione sostenibile dell'energia che riduca l'impatto ambientale delle attività umane e promuova la stabilità economica e sociale. Ora, io adesso vi ho raccontato un po' questi concetti e adesso lascerò la parola ai colleghi che raccontano il progetto che ENAC ha portato avanti assieme a Smartomotics ed Elis. E vorrei che voi cerchiaste di capire, grazie a questo progetto, qual è il contributo che ognuno di voi può dare sia a scuola che a casa. Io qua ho finito, Sandro. Ti ringrazio. Credo che l'argomento sia stato assolutamente centrato, anche perché voci di corridoio mi dicono che per esempio i presenti qui che andranno ad esame tra non molto sono anche concentrati anche per fare delle tesine, giusto su questo, vedo che qualcuno annuisce. Quindi il tema è assolutamente esatto, così come spero che coloro che ci stanno seguendo dalle aule non abbiano avuto problemi di audio, ma abbiamo fatto delle verifiche, mi sembra che siamo sull'ottimo e spero anche che abbiate avuto possibilità di rispondere al questionario, perché poi appunto vi diremo bene le risposte. Scusa, avevi una domanda? Ah sì, perché qua c'è scritto che si può scegliere prima la risposta, ma solo sul primo si può scegliere il secondo. Sì, esatto, per cui solo sul primo e gli altri invece una risposta unica, ok? Quindi c'era ancora qualcuno. Se successivamente verso la fine eventualmente vi daremo qualche minuto in più se ce la facciamo coi tempi e passiamo la parola ai relatori che vengono dopo, che tra l'altro ci presenteranno proprio il progetto di ENAIP sul quale sono stati fatti dei lavori in un paio di centri, vi diremo meglio quali, e abbiamo anche dei risultati. Quindi adesso, benissimo, prego Luca Canton. Buongiorno.
Allora, vi rubo pochi secondi e poi passiamo alla parte vera e propria di presentazione del progetto. Volevo dirvi perché ENAPE poi ha deciso di essere coinvolto in questo tipo di progetto. In realtà molte delle risposte le avete già viste durante la presentazione, avete visto i sistemi e i perché ci deve essere ottimizzazione nei consumi di energia. Ma per fare tutto questo bisogna raccogliere informazioni, perché i modi per risparmiare energia alla fine sono due: l'innovazione tecnologica, e alcune cose sono semplici, ve le potete vedere. Decidere di cambiare il sistema di illuminazione con illuminazione LED, questa è una risposta che viene facile. Nel momento però in cui entrate in un sistema complesso, pensate ai laboratori dove lavorate, a casa vostra, insomma, con tutti gli strumenti che potete avere, ormai è tutto a consumo di energia, non è semplice individuare quale può essere il sistema per ottimizzare il consumo di energia. Questo progetto ci permette di raccogliere tutta una serie di informazioni e utilizzarle per prendere delle decisioni. Il secondo elemento che ci permette di raccogliere questo progetto è il come si comportano le persone. Quindi voi, qual è l'impatto che potete avere voi nel consumo e nell'ottimizzazione dell'energia? Come ha detto il collega Marco, alla fine la maggior parte, o comunque i primi risparmi, l'ottimizzazione principale si ottiene nel cambiare il comportamento delle persone. E nessun tipo di risparmio reale si ottiene se le persone non sono convinte di questo. Torniamo all'esempio banale di prima: io posso cambiare tutte le vecchie lampadine e metterci i LED, ma se comunque voi, uscendo dalla stanza, lasciate le luci accese, io vanifico qualsiasi tipo di risultato. Quindi sono le persone che devono essere convinte a ottimizzare questo. Non sempre il comportamento è facile da capire, per questo tutta la raccolta di dati che otteniamo con i sensori che adesso vedrete servono anche per potervi dare delle risposte su quali sono i comportamenti migliori da ottenere all'interno dei laboratori o delle stanze che utilizzate anche a casa vostra. Adesso, proprio sono stato brevissimo come la promessa, lascio la parola a Raffaele di Smartomotics, che vi presenterà realmente qual è il progetto, e quindi scendiamo anche un po' nella parte tecnica. Bene Raffaele, la parola a te, puoi condividere i materiali così come anche intervenire. Manca di audio. Audio, perfetto. Devi attivare. Adesso ti attiviamo noi l'audio da esterno, ok? Esatto. Eccolo qua. Ok, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, grazie per la possibilità di questo intervento. Purtroppo oggi non posso essere con voi perché sono andato in giro per controllare dei cantieri del 110 dove abbiamo fatto delle installazioni della building automation. La presentazione la fate girare voi e vi dico un attimo sulle slide quando andare avanti. Va bene. Così vi spiego un attimo quello che abbiamo fatto. Allora, che cosa fa Smart Domotics? Smart Domotics fa sistemi hardware e software per la gestione dell'energia, per lo smart building, per le comunità energetiche, per la 4.0. Noi siamo una PMI innovativa. Quando eravamo una startup siamo stati una delle società che si è aggiudicato più premi in Italia. Abbiamo vinto il premio miglior progetto Clean Tech in Italia di Unicredito, premio BMW Mobilità Sostenibile, un paio di premi Marzotto, ma è stato poi soprattutto il mercato che ha validato le nostre soluzioni. Tra i nostri clienti, eccoci qua, tra i nostri clienti, oltre che il progetto in corso con ENAIP, abbiamo
abbiamo Eni, ANAS, il gruppo Max Mara, Conad, centri commerciali, pubblica amministrazione, eccetera. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di andare a raccogliere dati anche da terze parti che riguardano i consumi energetici generali, i consumi singoli, i dati ambientali, quello che riguardano insomma tutti i dati, ma soprattutto quello che fa la differenza come vogliamo fare la differenza è quello di, attraverso i dati, trasformare il dato stesso in concreto valore economico ed in informazione per la gestione del sito, dell'edificio, dell'industria, del processo. Per farvi vedere come lo facciamo, semplicemente abbiamo portato dei casi reali che abbiamo affrontato. Il primo è un caso reale di un self-service, so che voi avete molte classi su questo tema, e poi abbiamo portato il caso dell'installazione di Conselve a voi vicina che conoscete bene. Andiamo pure avanti con una slide. Questo è il video di presentazione, ok? Sono Raffaele Borgini, CEO e fondatore di Smart Domotics. Smart Domotics idea, produce e commercializza soluzioni elettroniche made in Italy per il comfort ed il risparmio energetico. Le nostre soluzioni sono state premiate da brand riconosciuti come Unicredit, BMW e Aruba come il miglior progetto nell'intero settore clean tech in Italia. Smartdom risolve le necessità più semplici, come evitare il distacco del contatore in un appartamento, fino a quelle più complesse, fornendo il supporto per risparmiare energia alle grandi aziende. Smartdom si installa in modo facile e non invasivo in ogni edificio, comunica tramite smartphone, tablet e PC e si ripaga in breve tempo grazie al risparmio energetico conseguito, godendo anche di detrazioni e vantaggi fiscali. Smartdom è il dispositivo made in Italy in grado di occuparsi di risparmio energetico per elettricità, riscaldamento, illuminazione e fonti rinnovabili. Ok, questo è il primo caso che abbiamo guardato. Che cosa è successo? Chiaramente, settore ristorazione, come fare a fare risparmio nel settore dove c'è ristorazione, ma anche nei supermercati. Conad è il nostro cliente, nei self-service, in tutto il settore Horeca. Che cosa succede? Abbiamo iniziato nei consumi singoli a verificare quali erano i consumi del clima, dell'illuminazione, dei vari forni, delle UTE, tutto quello che c'era che poteva avere un senso nella trasformazione del dato. Di che cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti del fatto che i forni potevano avere un miglior, diciamo, dei migliori orari di apertura, di accensione, scusate, efficientati, in modo da avere un risparmio energetico. Qui chiaramente c'è il pre e il post. Chiaramente gli orari di accensione sono stati poi trovati tramite algoritmi, tramite i dati che abbiamo monitorato e tramite insomma delle formule che abbiamo studiato, ma vi faccio vedere subito il risultato che è la cosa più intuitiva se parliamo di risparmio energetico. C'è una differenza maggiore di più del 15% del risparmio. Che cosa vuol dire? Voi immaginate una cucina, un ristorante, un self-service dove il centro di costo principale è la cucina stessa, che inizia sul centro di costo principale a risparmiare sui forni il 15%. Voi provate a immaginare che impatto che ha. Inoltre che cosa succede? Ottimizzando gli orari dell'accensione si riesce a ridurre quello che è la potenza che si va a prelevare dall'Enel. Qui eravamo in un caso in cui avevamo delle macchine che sommate andavano a poter consumare 150 kW con delle accensioni intelligenti, con un utilizzo intelligente dell'energia. È stata fatta una fornitura di 100 kW con un risparmio veramente molto importante. Per cui prima cosa, questo chiaramente sono interventi fatti anche dopo la pandemia in cui per questo settore c'era stato un problema di redditività e di riduzione dei costi fissi perché molti erano stati chiusi e avevano iniziato insomma a farsi qualche domanda. Andiamo avanti con la prossima slide. Ecco, questo qui è Conselve dove, seguendo quello che ha detto prima Luca, abbiamo il risultato ottimale, diciamo la combinazione migliore per arrivare alla sostenibilità, al risparmio energetico e l'efficienza. La combinazione migliore qual è? È data dalla tecnologia e data dal più il comportamento virtuoso e consapevole delle persone.
La prima parte, tecnologia. Siamo andati a monitorare nella sala della lezione meccanica due blindosbarre. In una delle due blindosbarre sono stati installati 3 torni nuovi da poco tempo. Il risultato, allora qui abbiamo la linea, per noi rappresenta il consumo istantaneo, poi abbiamo anche gli altri vari grafici con istogrammi, torte, eccetera. Che cosa succede? Il risultato è molto intuitivo, cioè lo stesso numero di torni su 2 linee diverse, dove ci sono 3 torni nuovi, il risparmio è circa un quinto dell'altro, quindi è una cosa direi clamorosa. L'altra cosa è il comportamento consapevole. Io ho fatto questo screenshot dalla piattaforma 2 venerdì fa durante una riunione con Maurizio, Luca, Alberto, Marco e tutto il team. Era una giornata di sole, una splendida giornata, tant'è che la linea delle luci è, a parte un picco, poi è stata spenta, è sempre stata a consumo quasi zero. Che cosa vuol dire? Anche qui un grande risparmio, anche e soprattutto in questo caso dove non ci sono LED. Per cui, come si fa a fare efficienza, a fare risparmio? Tecnologia più consumi, comportamenti virtuosi e consapevoli. La seconda cosa è assolutamente fondamentale, perché? Perché non necessita di investimenti. Se tu cambi LED, il tornio, la centrale termica, eccetera, in ogni caso devi fare degli investimenti. Invece il comportamento, la consapevolezza, la virtuosità di ognuno di noi non necessita di investimenti e riesce a dare grandi risultati. Andiamo pure avanti con l'ultima slide. Ecco, un altro tema che è molto importante, noi non facciamo solo energy management, la uniamo con l'air quality. Allora, il tema della qualità dell'aria, della salubrità dell'aria è da molto tempo che gira, chiaramente è diventato drammatico con gli eventi del Covid. Noi proponiamo questa soluzione solitamente nelle scuole e nelle RSA, poi vi ricordate cosa è successo nei primi 3 mesi del Covid nelle RSA. Che cosa vuol dire aria più salubre? Vuol dire che si sta meglio, ma vuol dire anche, basta cercare poi su Google, che quando l'aria che si respira è migliore, si è più produttivi e c'è un maggior apprendimento. Che cosa abbiamo installato? Abbiamo installato una sonda che va a monitorare CO2, PM10, PM2,5, temperatura, umidità, per far vedere anche intuitivamente quali sono i momenti. Allora, innanzitutto la qualità dell'aria è buona dentro la scuola. Partiamo dalle cose fondamentali che ci interessano di più. E per fare vedere quali sono i momenti in cui, qui ce n'è solo uno, se guardate il grafico, probabilmente era durante la ricreazione, perché la sonda è installata in un corridoio in cui la qualità dell'aria era solo buona, era insomma un po' meno buona. Che cosa vuol dire? Allora, l'obiettivo qual è? Andare a raccogliere i dati, dare valore economico e trasformarli tramite formule, algoritmi. Questo è quello che facciamo noi, tramite report continui, per andare a vedere quali sono le macchine da cambiare, quali sono gli impatti positivi in termini di consumo dei comportamenti e delle macchine che si vanno a cambiare, verificare sempre che l'aria che respiriamo sia salubre per far sì che stiamo meglio e soprattutto apprendiamo meglio. Questo è l'obiettivo del nostro progetto con ENAIP e con la fondazione, con FOF, che chiaramente ringraziamo per la fiducia che ci è stata data, progetto che continua e poi vedremo verso metà maggio, fine maggio i risultati finali. Vi ripasso la palla e mi taccio. Ok, benissimo, buongiorno a tutti. Intanto grazie Raffaele dei passaggi per cui hai dato questa indicazione. Ecco, la cosa su cui come dire, entro col mio ruolo è stata quella ovviamente dell'installazione. L'analisi innanzitutto, l'avete capito, noi ENAIP, tra l'altro aggiungo un passaggio a quello che ha detto Luca prima, stavamo cercando già da qualche mese prodotti sul mercato che ci aiutassero a avere dei dati, perché quello che avete capito è importante avere dei dati. Dai dati poi si ragiona se, come dire, lavorare sulla tecnologia oppure lavorare anche sui comportamenti. Stiamo tentando di capire che sicuramente le due cose vanno messe insieme e i comportamenti la fanno veramente da padrone. Cosa abbiamo fatto in termini pratici? Il prodotto è intervenuto con una scelta di alcune unità operative nostre, ma quando saremo in fase più avanzata questo prodotto sarà spostato su altre, questo per avere anche un ventaglio di risposte maggiori. Dal punto di vista pratico e tecnico cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato nel quadro generale
mi fermo e dico una cosa in aggiunta. Il problema di installare questi dispositivi è legato anche alla tipologia di impianti che abbiamo tra le mani, che non sono quelli evidentemente recenti. Molte delle nostre strutture, ma molte delle nostre case non nascono con un pensiero nuovo e che permette, come dire, in maniera agevole di inserire questi dispositivi. Però abbiamo cercato di fare questo. Le due bindosbarre che diceva Raffaele prima ci hanno permesso a Conselve di avere questa situazione ideale. Quindi abbiamo cercato delle situazioni ideali, evidentemente. Poi vi dirò anche quella di Piove di Sacco. E lì avevamo l'occasione per cui erano state installate 2 o 3 macchine in una delle due linee. Molto semplicemente abbiamo distinto le due linee e abbiamo deciso di andarci a prendere i dati. Questo è il quadro generale della sede di Piave di Sacco, di Conselve, di fatto un quadro generale dove ci siamo permessi di prendere questo passaggio. Vedete una delle fasi di installazione che prevede di lasciare tutto l'impianto come sta, quindi anche qua l'impatto è assolutamente zero, e andare a inserire un quadro sul fianco dove vengono montate queste pinze che portano la raccolta dei dati. Sono dei solenoidi che avvolgono i cavi, quindi non c'è neanche il distacco dei cavi, quindi non c'è neanche un'invasione rispetto all'impianto, alle certificazioni degli impianti, e quindi ci permette di avere questo. All'interno di quel quadro, eccolo qua, rivedete quelle azzurre? Quelle che vedete lì sono queste pinze che vanno ad avvolgere i cavi di cui noi avevamo bisogno, le linee che portano la corrente all'interno di quel quadro. Nella slide successiva riusciamo, ecco, anche a intravedere la comunicazione dei dati, per cui i dati abbiamo scelto anche in questo caso di rimanere all'esterno delle linee della gestione di ENAIP in termini di dati, per cui stiamo lavorando con dei router e quindi stanno arrivando i dati a Raffaele e ai tecnici che lavorano alla raccolta e ci rinviano con i dispositivi di cui Raffaele prima stava spiegando. Quello è il quadro completo che è installato sia nella sede di Conselve e sia nella sede di Piove di Sacco, perché aggiungo che a Piove di Sacco abbiamo colto l'opportunità delle nostre ragazze del settore acconciatura, dove loro chiaramente in 20 utilizzano in tempo reale e in contemporanea 20 asciugacapelli da 2000 watt. E detto questo, intuite che i carichi applicati in un laboratorio sono importanti. Quindi si tratta di capire, ecco anche qua la rappresentatività delle cose che stavo dicendo prima, le macchine della bindosbarra vecchia, le macchine della bindosbarra nuova. È intuitivo tutto ciò che il motore elettrico di una macchina nuova porti a un consumo diverso e sicuramente inferiore, però anche questi dati devono essere oggettivi, voglio dire, al di là delle considerazioni che possono nascere dal semplice sguardo. L'altra cosa che è uscita, ecco Raffaele prima probabilmente, ecco questa è il cruscotto che è installato a Conselve. C'è un monitor all'ingresso in maniera tale di dare il dato in tempo reale, c'è un refresh mi pare ogni quarto d'ora, in tempo reale, e quindi in unità operativa i ragazzi sono in grado di, chiunque passa davanti, di vedere questa cosa. Aggiungo anche che anche noi in direzione, poi se qualcuno, dico anche i ragazzi di Padova, ma anche gli altri magari sono interessati di andare oltre, noi giù in direzione abbiamo un monitor e in tempo reale da remoto riusciamo a gestire questa faccenda. Per cui quell'esempio che dava Raffaele prima avviene anche in maniera simpatica. Qualche giorno quando c'è il sole io chiamo i colleghi di Conselve, gli dico ma scusate la luce si può spegnere, ok, non me ne sono accorto, e si interviene su questo aspetto. È un aspetto che loro riescono anche a tenere monitorato in tempo reale. Questo è il dispositivo per l'air quality, quindi di fatto a semaforo, funziona in maniera molto semplice a semaforo, per cui in questo momento è verde, è vero, quel giorno lì, dopo la ricreazione, evidentemente, come dire, l'aria si è un po' inquinata e quindi passava al livello superiore. Però ricordo anche l'altra questione, Raffaele, noi siamo in Valpadana, quindi di fatto l'aria comunque non è delle più piacevoli, non è delle più buone, quasi sempre di fatto, quindi in qualche maniera partiamo da una situazione. Però questo è un elemento altrettanto importante rispetto al ricambio d'aria, la cosa che già da un po' di tempo stiamo condividendo, visto il periodo che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, no? Ecco, torniamo all'altro passaggio, poi eventualmente in fasi successive sull'argomento ci ritorneremo. Io mi fermo qui per adesso.
Esatto, grazie Maurizio. Beh, finora, allora, quando abbiamo pensato questa masterclass, abbiamo pensato di dare, come dire, un contenuto di carattere didattico, educativo, rispetto ai temi importanti della sostenibilità e del risparmio energetico, ma anche tecnico. Avete visto, mi rivolgo a coloro che magari nei laboratori ci stanno seguendo e nelle aule dei centri di formazione, che sono 14 ricordo, ma anche i ragazzi qui presenti del quarto anno di Padova, che sono più di aspetto tecnico. Abbiamo anche fatto vedere proprio concretamente in che cosa consiste. Però ci siamo accorti di una cosa, o meglio che il progetto generale aveva una sua cornice, un suo contenitore, però mancava il titolo del progetto di ENAIP. Allora, cosa abbiamo pensato, sperando di fare cosa gradita a tutti voi, di lanciare un contest. Cioè, in sostanza, avete la possibilità, sempre inquadrando questo QR code, ok, di proporre dei titoli, quindi battezzare, dare il nome a questo progetto, e quello che verrà scelto lo potete fare sia in italiano o in inglese, perché visto che l'inglese nella parte tecnica ha un po' più di appeal, ma siete liberi di farlo, inquadrando questo QR code anche per coloro che vedono adesso dal PC, fatelo, salvatevi magari il link, che avete la possibilità fino a venerdì, quindi a venerdì termine di questa settimana, per esprimere come dire, la vostra scelta, e da lì la giuria, che è composta qui dai tecnici e dalle persone che hanno elaborato il progetto, sceglierà il titolo, e naturalmente il titolo scelto corrisponde a uno di voi e vincerà un tablet che abbiamo messo a disposizione, quindi un tablet per la gestione anche della didattica, oppure ecco è questo qui che vedete proprio in foto. Insomma, un regalo che spero come dire vi piaccia e che gradite. Quindi ripeto, tempo fino a venerdì, vedo che qualcuno l'ha già fatto, si è già inquadrato. Il campo è libero, c'è un certo numero di caratteri, però insomma ecco, non ponetevi limiti alla vostra creatività. Naturalmente titoli che siano attinenti al tema, ecco, perché sennò siamo costretti, come dire, a bannare coloro che magari scherzano su una cosa tanto importante come quella della sostenibilità e del risparmio energetico. Adesso qualcuno di voi ha già risposto. Abbiamo Gabriel che ci sta seguendo online. Come vi dicevo, è il project manager junior che si occupa per FOF, cioè Foundation Open Factory, di questo progetto, che ci ha seguito, devo dire, in questo periodo, in questo paio di mesi, palmo a palmo, tra l'altro anche facendoci lavorare molto, visto che come PM è il suo compito, e che ci darà i primi risultati del questionario al quale avete risposto sia nei centri che sono collegati che appunto qui. La parola a te, Gabriel. Presentati magari meglio di come ho fatto io, mi fai una cortesia, grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite innanzitutto? Sì. Perfetto, mi presento anche se ormai verso la fine, mi chiamo Gabriele Andries e come già anticipato all'interno di questo progetto sono a supporto di tutte le parti coinvolte, quindi ENAIP e Smart Robotics. Fatta questa piccola introduzione vi condivido i risultati del quiz iniziale, dove, come potete vedere, innanzitutto vedete, in modo da avere un riscontro. No, sono ancora. Ok. Ecco qua. Ti vediamo? Perfetto. Anzitutto, già un paio di persone hanno risposto, quindi siamo oltre le 200 persone. Come potete vedere, ovviamente, abbiamo anche, diciamo, pareri eterogenei. Innanzitutto, sulla prima domanda, come ritieni che l'uso responsabile, ecco, ancora altre risposte, come l'uso responsabile di energia possa aiutare, ovviamente non c'è un solo parere, ma molti pensano che si possa intervenire riducendo le emissioni di gas serra,
riducendo il consumo di energia elettrica e contribuisce anche a preservare le risorse naturali. Andrea, Già come? fai un po' uno zoom dei risultati. Bella... Esatto. Ecco, perfetto. Ok, perfetto. Mentre già andando un po' più sotto, ovviamente si refrescia perché ci sono altre risposte nuove. Ovviamente il più del 50% delle persone ritengono che l'utilizzo di energie rinnovabili sia una soluzione migliore per il futuro, quindi anche questo è un gran risultato, quindi 115 persone, così come la metà, 111 persone, quindi più del 50%, pensano che il modo migliore per promuovere l'uso di energie sostenibili e di comportamenti sostenibili sia agendo in prima persona. Mentre andando avanti con il tipo di comportamenti effettivi che possono adottare studenti, persone, ma tutti in generale, sia in laboratori sia a casa sono molto simili. Infatti, per quanto riguarda i consumi a casa, molti ritengono che in verità non c'è un concetto assoluto, una risposta assoluta, ma è la combinazione, si vede, di tre principi, ovvero spegnere le luci quando non servono, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by e utilizzare apparecchiature che consumano poco. Ovviamente traslato all'interno delle sedi di ENAIP il concetto è molto simile, così come molti pensano che utilizzare appunto attrezzature a basso consumo energetico sia il modo migliore per ridurre prima le emissioni di CO2, ma anche gestire in maniera efficace i consumi di energia, così come ovviamente spegnere gli strumenti quando non vengono utilizzati. Mentre sull'ultima domanda, la differenza tra efficienza e risparmio energetico, se sia la stessa cosa o meno, i 3/4 delle persone hanno risposto no. E questi sono i risultati delle vostre risposte al quiz. Quindi molto eterogeneo, non c'è comunque un solo parere, una sola visione. Grazie Gabriele, un applauso a tutti voi che avete risposto. Allora, Gabriele, ripasso la palla agli esperti collegati e anche a chi è online, mi riferisco a Raffaele. Rispetto a questo questionario, avete delle osservazioni da fare? Siete soddisfatti delle risposte dei ragazzi? Chi risponde? Beh, se vuoi ricondividerlo. Allora, a parte l'ultima domanda, che era effettivamente una mia slide che non sono lo stesso concetto, quindi probabilmente hanno risposto prima, o forse mi sono spiegato male, no, scherzo. Mi sembra che ci sia un buon livello di conoscenza, secondo me, di quello che è la sostenibilità. È interessante il dato sul comportamento, utilizzare il proprio comportamento come modello, in modo tale che i familiari, piuttosto che i parenti o gli amici, possano copiarli in maniera positiva, anche perché anche perché il fatto che voi stessi attuate comportamenti positivi, già quello è un impatto, quindi non semplicemente spiegandogli come andrebbe fatto, ma facendolo, già così avete un impatto positivo e quindi il contributo è sicuramente superiore. Poi non lo so, qui diciamo hanno tutte tematiche interessanti, non so se avete voi qualche domanda o vi erano chiare o meno sostanzialmente, perché i comportamenti domestici, ok, va bene, sì, lì effettivamente era un paniere di risposte, non ce n'era una in assoluto. Provo ad andare sopra da Gabriel. Qual è la tua opinione utilizzo delle rinnovabili? Questo è interessante. Sono un'alternativa valida, non sono convinto. Non ho mai sentito parlare delle rinnovabili. Bah, oddio, no, questo è un dato un po' strano. Questo è un dato un po' strano. Scusate, sì, questo è un dato un po' strano, però può essere, nel senso, però se guardate qualsiasi telegiornale o qualsiasi articolo si parla delle rinnovabili. In realtà, come avete visto, potenzialmente sono la soluzione soprattutto per un paese come l'Italia. Nel sud Italia
stanno convertendo moltissimi campi in fotovoltaico, quello che viene chiamato agritech sostanzialmente, quindi utilizzano sostanzialmente i pannelli fotovoltaici, sotto poi coltivano, e quindi hanno anche un gradiente termico positivo. Quindi probabilmente le rinnovabili, ci dicono gli esperti, sono una soluzione sicuramente importante. C'è un tema un po' più complesso perché effettivamente la domanda spesso non coincide, l'uso sostanzialmente, la domanda di energia spesso non coincide con la presenza, in questo caso, di energia solare, e quindi si apre un grande capitolo, che è il tema dello stoccaggio dell'energia. Da qui, come sapete, si sta parlando molto dell'idrogeno come vettore energetico, quindi non fonte di energia, ma vettore energetico, però questo è un capitolo un po' complesso sostanzialmente. Comunque mi sembrano delle ottime risposte. Anche in linea, devo dire, l'ultima battuta, l'obiettivo stesso del progetto è quello di andare a capire, sia misurare i consumi energetici, sia andare a capire qual è il livello di conoscenza sia vostro che dei referenti, che di tutto Enerist, in merito proprio alla tematica di risparmio energetico. Questi dati ci aiutano sicuramente a capire quanto ne sapete voi e ci fanno anche ben sperare. E adesso col progetto cercheremo anche di portarli a terra e cercare di capire come creare da questi dati e dalle informazioni che andiamo a raccogliere un impatto effettivo sia sulle strutture sia su, diciamo, i comportamenti delle persone, che, come avete giustamente espresso, sono uno dei driver principali che vanno poi ad impattare sull'efficientamento energetico. Quindi grazie ancora. Grazie Alberto. Volevo sentire anche Luca o Maurizio rispetto invece alla parte di applicazione tecnica, perché c'era la domanda specifica sui laboratori. Sì, io ho, come dire, un passaggio da fare assolutamente interessante. I risultati, come al solito, non ci si aspetta questo tipo di lettura, mi fa solo che piacere che la lettura sia in sintonia. Ribadisco il concetto che in questo periodo, da qua a fine maggio, quando di fatto abbiamo dati tutti i giorni in maniera continua. Prima qualcuno di voi fuori campo, dei ragazzi qui presenti, mi faceva qualche domanda che va oltre. C'è possibilità, voglio dire, anche attraverso i vostri formatori, referenti di laboratorio, contattarmi e avere la possibilità di avere dei dati che vanno ulteriore per chi fosse interessato all'argomento, perché chi ha, come dire, anche l'interesse tecnico di conoscere qualcosa di più, è assolutamente interessante vedere cosa succede come fenomeno. Non ho detto prima una cosa. Dalla lettura dei dati in questo primo periodo, no, Raffaele, abbiamo visto anche e ci siamo accorti, come sempre succede, di alcune anomalie, per esempio quella della linea, Lindosbarro delle macchine vecchie, che rimaneva sempre alimentata con dei trasformatori che non venivano mai distaccati. Non mi senta ora l'amministratore delegato, ma lì stiamo pagando corrente 365 giorni all'anno, che non viene impiegata per nulla, perché quella tipologia di macchine era così costituita e fatta. Quindi è assolutamente interessante continuare su questa linea. Sono a disposizione ovviamente anche con i colleghi referenti di laboratorio per andare oltre in tutta la parte anche comunicativa e di dati, perché di questo mi occupo nel progetto, e quindi il progetto assolutamente dovrà anche continuare alla scadenza naturale in un contesto aziendale, ovviamente. Ecco, esatto. Raffaele, avevi fatto anche degli esempi un po' al di fuori dell'applicazione, ma non a caso, perché collegati con noi ci sono colleghi che non si occupano di impianti o di domotica, non si occupano dell'area meccanica, meccatronica, dove in questo caso avevamo installato a Conselve tutto il sistema di monitoraggio, ma non a caso avevi fatto, uso di nuovo questo termine, l'esempio nel settore della ristorazione. Noi abbiamo circa 13-14 sedi con laboratori di ristorazione, 11 hanno le cucine, i forni, eccetera, che sono energivori. Ecco, un'ultima battuta per chiudere con te e poi con Raffaele, con Gabriel. Raffaele, se vuoi. Sì, la cosa bella di questi progetti è la loro totale scalabilità, perché è scalabile la tecnologia, perché puoi avere un valore economico tangibile sia in strutture che consumano, non so, 50.000 euro, sia in strutture che consumano 10.000 euro, ma soprattutto
una volta che le macchine sono le stesse, c'è la totale scalabilità, tipo l'oreca, il ristorante, le varie situazioni, sa che il forno non c'è bisogno di accendere alle 8 appena arrivi, così non mi sono dimenticato neanche oggi, a volte basta accenderlo alle 11, la parte delle luci, la parte, diciamo che il bello di queste situazioni è la replicabilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la tecnologia la paghi una o due volte eccetera, ma poi i risultati li moltiplichi nel tempo, nelle situazioni e nei siti diversi. Per cui diciamo che noi abbiamo installato in ormai quasi tutte le categorie merceologiche e diciamo che abbiamo visto quali possono essere i buoni consigli, i buoni comportamenti che senza grandi investimenti, senza andare a fare dei revamping molto importanti, consentono un payback rapido delle tecnologie e soprattutto un risparmio che sia persistente e resiliente nel tempo. E questo è secondo noi molto importante. Abbiamo, mi sembra, 14 classi di ristorante. Ecco, questo qui è un esempio che vale per tutte le 14 classi. Poi daremo un'occhiata a quello dei foam per quanto riguarda il corso per le parrucchiere. La parte dei LED relamping vale per tutti. La parte di dove ci sono i torni, adesso che abbiamo scoperto questa cosa, può valere per tutte le classi dove ci sono i torni. E queste cose sono replicabili anche nelle varie imprese. Quando uno andrà a lavorare o aprirà il suo salone di bellezza o aprirà il suo ristorante, il suo self-service, può fare il suo, questi buoni consigli e iniziare già a partire non da N0 ma da N1 con questi consigli e già avere efficienza energetica e risparmiare. Cioè questi qui ha un impatto diretto sulla cassa. Cioè questo è un costo che una volta che lo porti via, portato via. Cioè ti rimane in tasca, detti in modo poco elegante. Io vengo dal private equity, per cui mi intendo molto di costi, di conti e di profitti. Per cui questo è molto molto interessante. Ok, grazie Raffaele. Beh, Gabriel, uno degli impegni che ci eravamo presi era quello poi appunto di continuare e dico alcune cose, cioè di continuare con questo progetto e Gabriel aveva anche dato delle idee in modo tale che questo intervento non sia chiuso, ma dia la possibilità poi di sviluppare dei contenuti didattici che poi verranno condivisi con tutti. Esatto, prendo la parola. Innanzitutto, progetti come questo sono molto interessanti, non soltanto per il fatto che, ok, risparmiamo, quindi a casa la bolletta mi costa di meno, ma anche per il semplice fatto che c'è una divulgazione. In quanto, secondo me, un punto molto importante è il fatto che, come in questo momento, con molte persone coinvolte all'interno anche di questa masterclass, sappiano cosa sta succedendo intorno a loro e non soltanto vedano persone che installano cose all'interno dei quadri sottoquadri o dashboard all'interno delle diverse sedi. Quindi anche questo è un modo per prendere visione di quello che ci circonda, quello che sta accadendo intorno a noi. Mentre per quanto riguarda il progredire di questa attività, anche di questa attività di studio, di approfondimento, un'idea potrebbe essere quella di andare avanti, ovvero se c'è un interesse da parte vostra di approfondire questo tema, perché oggi ne abbiamo parlato molto brevemente in un'ora dove abbiamo introdotto vari argomenti che potrebbero interessarvi da una parte, alcuni aspetti un po' di meno, alcuni aspetti un po' di più, e quindi sarebbe anche interessante approfondire insieme a voi queste tematiche. Quindi nel momento in cui, ovviamente sempre nelle famose domande per scegliere il nome del progetto, abbiamo inserito anche la domanda sul vi interesserebbe approfondire questa tematica? Ovviamente è a scelta libera, sì e no, in modo anche per un'occasione vostra di approfondire questa tematica con qualcuno che ne sa veramente. Ecco, grazie Gabriel, perché è un impegno che ci siamo presi, che ci prenderemo nei prossimi mesi nei confronti dei colleghi, ma anche dei nostri studenti, a parte loro che usciranno, si spera, giusto? Si spera sì, dite sì, non dovete dire forse, no, che hanno gli esami, ma non solo, ci sono anche altri ragazzi. Io prima di chiudere volevo, prima di tutto, ringraziare tutto il gruppo di lavoro. Io sono entrato con i colleghi Piero, Simone e gli altri che ci hanno seguito per questa appunto masterclass, un po' in punta di piedi successivamente a tutto il lavoro che è stato fatto. Ma ringrazio Marco, Alberto, Gabriel, Raffaele e sicuramente Luca e Maurizio dell'Aero Operation, della direzione Operation, perché ci hanno permesso, grazie a
un'installazione, cioè qualcosa che si tocca con mano, di affrontare un tema tanto delicato come quello del risparmio energetico e più complessivamente della sostenibilità. Siamo andati oltre i tempi, come al solito, direte, perché qualche incertezza all'inizio, poi come succede sempre quando si affrontano certi argomenti, vengono fuori poi un sacco di opportunità, di idee, di approfondimenti che adesso li abbiamo solo toccati. Vi lascio però dicendovi cose. Metteremo online proprio l'ultima slide per chi non l'ha ancora fatto. Vi ricordiamo il contest, avete tempo fino alla mezzanotte, che sembra proprio che siamo molto legali su questo, ma in realtà abbiamo dato un tempo fino a venerdì per inquadrare il QR code, dare il vostro titolo, perché il miglior titolo verrà preso, diciamo, il vincitore sono io e sarò io. Bene, mi piace perché hai grande autostima, speriamo di sì, proponiti. Ho visto un messaggio di un ragazzo, mi fa piacere, vuol dire che stiamo interagendo. Ecco, quindi fino a venerdì scrivete il titolo in italiano o in inglese e poi decideremo a chi assegnare il tablet, che non è finto, non è di legno, ma è verissimo e ce l'ho io in custodia in ufficio. Grazie a tutti, grazie ai colleghi che sono stati collegati finora e che dire, ci vedremo alla prossima masterclass. Un applauso a tutti quanti, grazie.